Qua ci vuole 4 minuti la barzelletta. Facciamo un brano, no? Ma senti, improvvisiamo. 4 minuti. Prima di partire. Stiamo per partire.
Il New Quartet, Francesca Rappetti al flauto, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola, Stefano Cabrera al violoncello. Ci hanno riportato in altri tempi, altri luoghi. Grazie anche perché ci avete regalato questo brano inedito, intitolato proprio Dessì, dedicato ai 40 anni del premio Dessì. Ancora un grande applauso al New Quartet che rivedremo tra poco. Buon pomeriggio e benvenuti ai 40 anni, la 40ª edizione del premio letterario Giuseppe Dessì. È una grande festa quella di oggi. Siete in tantissimi qui, ma siete in tantissimi anche a casa, perché è il primo anno, proprio per i 40 anni, che siamo in diretta su Videolina, quindi salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta. Quindi siamo centinaia qui, ma siamo ancora di più in realtà. 40 anni di un festival dedicato a un grande scrittore, 40 anni di un festival dedicato alla parola, intesa in tutte le sue forme, nella forma narrativa, nella forma poetica, ma anche inteso come parola trasmessa oralmente e anche parola cantata, perché sono stati tanti gli ospiti cantautori che nel corso degli anni hanno fatto parte del premio. Come diceva il poeta Vinicius de Moraes, diceva: la vita è l'arte dell'incontro. Oggi io vi prometto che trascorreremo un pomeriggio molto vivo, un pomeriggio vibrante, perché ci saranno molti incontri con gli scrittori, i 3 scrittori finalisti per la sezione poesia, i 3 scrittori finalisti per la sezione narrativa e poi ci saranno ovviamente le premiazioni, anche se in realtà noi abbiamo già il podio, quindi i premiati saranno comunque 3 e 3 e poi consegneremo 2 premi speciali a 2 artisti che hanno fatto della parola il loro strumento vivo e vibrante per il racconto e per la narrazione. Ma andiamo con ordine. Prima di aprire le danze dobbiamo invitare sul palco il padrone di casa, il presidente della Fondazione Dessì, Deborah Aru. Non le dico benvenuta perché è la padrona. Grazie, sono io che dico benvenuti a voi. Signore e signori, autorità, ospiti, amici, cittadini di Villacidro e della Sardegna, cari autori e finalisti, è con grande emozione e profondo onore che vi do il benvenuto alla 40ª edizione del premio letterario Giuseppe Dessì. 40 anni non sono solo una ricorrenza, sono un patrimonio di memoria, di passione e di continuità. Raccontano resilienza e visione, una storia di impegno e dedizione che questa comunità e questa fondazione hanno saputo custodire e rinnovare. Ogni anniversario però è anche un momento di bilancio. Cosa abbiamo costruito? Nel 2023, al suo insediamento, questo consiglio direttivo ha raccolto una sfida che sembrava impossibile: ridare vita ad una fondazione che molti ritenevano giunta al termine. Invece, non solo siamo riusciti a organizzare il premio di quell'anno, ma abbiamo avviato con determinazione un percorso di crescita solido e significativo. Abbiamo completato l'acquisizione di immobili strategici, la Casa Pinna, l'ex Frantoio Pinna, con un progetto chiaro per trasformarli in spazi culturali fruibili. Abbiamo arricchito il patrimonio documentario col fondo librario Gianni Filippini, acquisito nel 2025, e presto accessibile alla comunità. Abbiamo rafforzato le collaborazioni con istituzioni, università, scuole, associazioni del territorio, ponendo le nuove generazioni al centro del nostro lavoro, perché senza di loro non c'è futuro per la cultura. Abbiamo avviato il percorso di gemellaggio col parco letterario Johan Falberger di Røros in Norvegia, un passo che apre Villacidro al mondo, in un cammino condiviso di valorizzazione di ambiente, memoria e tradizioni, in una prospettiva di turismo culturale sostenibile e di cooperazione internazionale. Abbiamo ripensato la programmazione,
Nel 2025 sono stati realizzati circa 40 eventi, dando vita ad un laboratorio permanente di cultura e di incontro tra scrittori, attori, musicisti, studiosi, capace di superare i confini del territorio. Queste scelte rispondono ad una domanda chiara: qual è il ruolo che la Fondazione Dessì vuole esercitare oggi in questo territorio e in questo tempo? La nostra ambizione è farne non solo un ente culturale, ma un attore capace di generare impatto, costruire sinergie, dare risposte ai bisogni della comunità. Vogliamo che diventi un volano per il territorio, un ponte tra memoria e futuro, un luogo di costruzione collettiva di senso. Per questo stiamo investendo in nuove professionalità e in una governance più solida, sostenibile e trasparente, perché le idee da sole non bastano, servono persone, energie, relazioni e soprattutto una visione condivisa e alleanze forti. Oggi più che mai abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni. Ringrazio la Regione Sardegna, il Comune di Villacidro, la Fondazione di Sardegna, partner naturali di questo percorso, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ringrazio per il loro sostegno anche il Vescovo, Monsignor Carboni, e la Provincia del Medio Campidano, con i quali auspico di costruire importanti progetti futuri. Ma la nostra vera forza sta nella comunità, nella partecipazione dei cittadini, nei legami umani, nella collaborazione che rende possibile ogni risultato. Abbiamo imparato una lezione preziosa: la cordialità dei rapporti, il saper stare insieme con rispetto, apertura e cura è una risorsa sociale e organizzativa straordinaria. Le comunità crescono non solo con i progetti, ma con la fiducia, la cooperazione, il sentirsi parte di un cammino comune. Il Premio Dessì nasce qui a Villacidro, in una casa che è diventata luogo di memoria e di ispirazione. Questa terra ci ricorda ogni giorno da dove veniamo, parla di radici profonde, di paesaggi che si fanno narrazione, di linguaggi che crescono dalla storia. Siamo e saremo sempre custodi di una bellezza vissuta, abitata, partecipata. Oggi, premiando gli autori finalisti, celebriamo la parola che è conoscenza, libertà, dialogo, perché la cultura è un dono che diventa ricchezza per tutti. Concludo ringraziando lo staff della Fondazione, i preziosi collaboratori, i volontari e tutti coloro che ci accompagnano in questo cammino. Insieme, con radici forti e sguardo aperto, possiamo molto più di quanto immaginiamo. Grazie. Grazie alla nostra Presidente Deborah Aru, ha proprio ragione, le radici profonde creano libertà, è proprio così. Bene, voglio presentarvi la giuria di questi 40 anni di premio, perché abbiamo detto c'è una terzina finalista in 2 sezioni, c'è un premio speciale della giuria e allora vi presento i giurati. Presidente di giuria Anna Dolfi, accademica e tra le maggiori studiose dell'opera dessiana. Duilio Caocci, docente universitario. Giuseppe Langella, poeta e critico letterario. Luigi Mascheroni, giornalista. Gino Ruozzi, docente universitario. Francesca Serafini, linguista e scrittrice. Fabio Stassi, romanziere e bibliotecario. Nicola Turi, docente universitario e un rappresentante della Fondazione Dessì. Facciamo adesso un applauso cumulativo. Bene. Adesso la partita si gioca, possiamo davvero cominciare. Vorrei far salire sul palco i 3 finalisti per la sezione poesia: Alessandro Canzian con In Absentia, Interlinea, Alessandra Corbetta con L'età verde, Samuele editore, e Marco Corsi con Nel dopo, edizione Guanda. Benvenuti. Grazie. Benvenuto Alessandro, prego.
benvenuta, benvenuto. Allora, primo libro che vado con ordine per come vi ho chiamati, Alessandro Canzian, In absentia, Interlinea Edizioni. Allora, io volevo, visto che avete scritto delle poesie bellissime e anche non lunghe, anche per una diretta televisiva, avete piacere di leggere ognuno un piccolo stralcio di una vostra poesia? Sapete che una volta ero con Maria Luisa Spaziani e stavo per iniziare, ero stata pagata per quello, dovevo leggere delle sue poesie, però in sua presenza. Hai già preso il libro, perfetto. E lei mi disse: no, davanti a me io non voglio che mi si legga la mia parola, preferisco leggermele da sole. Quindi volevo intanto chiedere, prima solo chiederti, posso darti del tu perché penso che... insomma, giorni, prediligendo la notte, anche Dio è scuro come un topo. Il tuo libro è composto di 3 sezioni, Minimalia, Sul fondo e In absentia, e per lo più tutte composte di 5 strofe. Tu dici in un'intervista che l'autore è un pessimo lettore di se stesso. Mi viene in mente De Gregori quando diceva: quando mi chiedono che messaggio devo lasciare rispetto alla mia musica, le mie canzoni, io non so mai cosa dire, anzi leggo spesso le recensioni che fanno delle mie canzoni, così trovo qualche spunto a cui non avevo mai pensato. È così anche per te? Ma assolutamente. L'autore nel momento in cui scrive, il primo momento, vive una sorta non di epifania quanto di consonanza, vorrei dire consonanza con il mondo, ma forse è un po' troppo grande. Da lì poi c'è tutto il laborlime, il lavoro sul verso, la tecnica, però quel primo momento ineffabile, importante, è un qualcosa che travalica la razionalità, per cui tu sai quello che stai scrivendo, ma sei talmente tu che in realtà ci sono anche cose inconsce, inconsapevoli, ricordi che non sai di avere, connessioni che non sai di avere e che il lettore spesso ti ritorna e tu dici: ah sì, in effetti può essere così. È vero, anche perché poi uno si porta a casa quello di cui ha bisogno, il lettore, no? Si mette in tasca tutto quello che è il risultato anche delle sue esperienze, dei suoi inciampi, e quindi ognuno si porta a casa e interpreta come E sente. speriamo anche quello di cui non sa di avere bisogno. Possiamo fare un applauso a questa frase, perché è bellissima. Il titolo, In absentia, scrivi, funge da chiave di lettura dell'opera, anche se la lascia comunque nel mistero, no? Ungaretti diceva che è sempre meglio non dire tutto nella poesia, è sempre meglio lasciare una piccola parte di mistero, il non detto, perché altrimenti è troppo facile, è troppo banale. Sei d'accordo? Assolutamente, in absenza il titolo vuole proprio indicare questo, cioè la poesia non dice, fa sentire. Ecco, questo in absenza cosa fa sentire? All'autore fa sentire un'assenza nel mondo, talvolta è l'umanità, talvolta è Dio. La cosa più importante, il lettore, qual è la sua assenza di fronte a questo specchio che sempre è la poesia? E qual è anche l'assenza che vive il poeta? Sì. Il lettore, e quindi a volte si incontrano, a volte viaggiano in binari paralleli. Si prendono per mano, litigano e vanno avanti. Hai voglia solo di leggermi, visto che è brevissima, la prima poesia che hai scritto? Intendi quella in corsivo? Sì, Capisco perché la chiedi. sì. Ha tutti i denti rotti, come un vecchio di montagna. Sotto i bombardamenti non ha senso chiedersi la fine. Tu hai detto che hai litigato molto con questo termine, bombardamenti, se inserirlo o non inserirlo, però la verità è che la storia continua a contorcersi su se stessa.
Allora, ti dirò una cosa, ogni autore vuole essere un tipo di autore. Io non ho mai voluto essere un autore che parla della contemporaneità, tantomeno della guerra. Poi, controvoglia, ti capita di scrivere di quello. Ecco, ci sono termini, perché la poesia sono le parole, e le parole hanno la potenza che è il significato, che sono i vari significati, ecco, che non sono solo quelli del dizionario, sono anche quelli della contemporaneità. Ecco, Bombardamenti oggi ha un significato particolare, una declinazione che non volevo usare, però si è insinuato. E sapete come si insinuano le parole nella poesia? Con la musica. Cioè, veramente capita che scrivi, quella parola suona. Per quello dicevo prima, c'è sempre una parte di ineffabile. Bombardamenti, guerra, c'è tutta una sezione. Non ho mai voluto scrivere di queste cose. Qua si è imposta da sola. Probabilmente l'eco che tutti viviamo è entrata talmente tanto che ha cominciato a suonare bene. Ti lascio con un'ultima domanda che vorrei poi fare anche agli altri due finalisti. Ci sono delle parole che voi in qualche modo nella poesia vi precludete? Cioè che sapete che non vorreste mai e che non utilizzerete mai nelle vostre poesie? Allora sì, adesso probabilmente riderete le parolacce. È una cosa che magari in futuro utilizzerò, perché in realtà la parolaccia, comunemente intesa, attinge, fa sentire il dialogo popolare, il dialogo delle persone. Ecco, al momento confesso che non riesco a inserirle. Sembra giusto. Grazie. Grazie mille ad Alessandro Canzian. Passiamo la parola ad Alessandra Corbetta. Hai voglia di leggere la poesia che hai scelto? La bambina sa di essere molte in una e prova a prendere se stessa con sé. Lo fa per mettere un po' d'ordine e tenere a bada le bambine. La bambina sa che resterà da sola, così nel momento dell'amore spalanca gambe e braccia a dismisura. Se chiedi come mai, dice niente mezze misure. La bambina si mette intera in un frammento e prova a suo modo a ricomporsi. Riprende il filo da dove era rimasta, dimenticando tagli, vuoti e interruzioni. Questo libro è imperniato in 2 sezioni, Sempreverde e Nel verde degli anni. Una prima parte con un registro più onirico, fantastico, una seconda parte più realistica, più concreta. Ci spieghi queste due età verdi? Tanto buonasera a tutte e a tutti e grazie per questa importante occasione. Il libro si è costituito da 2 sezioni, la prima si intitola Sempreverde, è un poemetto costruito in chiave allegorico fantastica, fiabesca, e come in ogni fiaba spazio e tempi sono indeterminati e quello che viene raccontato è il percorso dentro al bosco della bambina C, che si trova a affrontare, a confrontarsi con dei personaggi che io chiamo con la lettera maiuscola, quindi il padre, la madre, l'amato, l'ombra e così via, e che in qualche modo vanno a rappresentare degli archetipi, come gli archetipi junghiani, perché è quello che accade nelle fiabe, non c'è la persona, ma c'è il personaggio che diventa exemplum di qualcos'altro. Questo viaggio continua, la bambina percorre il suo cammino di formazione e nella seconda parte del libro il registro cambia, il verso diventa libero, l'ambiente urbano e questi personaggi si trovano ad essere persone, perché è un po' quello che ci accade nella vita. Durante la prima fase, quella dell'infanzia, della primissima adolescenza, siamo portati a concepire gli altri come degli esseri un po' fantastici, come dei ruoli,
e man mano invece procediamo verso l'adultità, sempre più questi ruoli diventano persone, diventano legami, diventano intimità, e questo è quello che ho provato a rappresentare con l'Età Verde. Tu parli spesso di temi ossessione. A me ha colpito molto questa parola, questa espressione, tema ossessivo, tema ossessione che hai scelto, che accompagnano il tuo pensare e il tuo scrivere, no? Parlando soprattutto del tempo che scorre, che fluisce. Noi siamo sempre più limitati, non riusciamo spesso a stargli dietro. E allora pensavo proprio al discorso dell'artista, no? Che ha probabilmente per tutta la vita un'ossessione, penso ai registi che probabilmente fanno sempre lo stesso film con lo stesso tema, però preso da diversi punti di vista. Ti chiedo quali sono le tue ossessioni nell'arte e nella vita. Mi limiterei forse a quelle nell'arte. Quello che si può dire, non volevo fare una domanda eccessivamente invasiva. Come giustamente dicevi tu, la mia ossessione poetica è il tempo. Non è niente di fantasioso, perché è qualcosa che ha accompagnato moltissimi artisti, e credo che chiunque si accinga a un'arte debba confrontarsi con il motivo del tempo. Nel mio caso specifico è la consapevolezza che ogni momento vissuto mentre lo si vive è già finito, e quindi è nel già perduto, è qualcosa che finisce nel nostro passato. Noi oggi viviamo una realtà che è schiacciata su quello che i sociologi chiamano iperpresente, cioè su un presente che ingloba tutte le dimensioni temporali, il passato talmente lontano da essere idealizzato, e un futuro che non ha più senso costruire. L'arte, nel mio caso la poesia, ci ricorda invece questa dilatazione del tempo. C'è un universo, c'è una radice, termine che è stato usato anche prima per raccontare questo premio, da cui tutti noi deriviamo, e questa radice, anche se cerchiamo di eliminarla, rimane lì a ricordarci chi siamo, a tracciare il nostro percorso, un po' come i sassolini che nelle fiabe vengono lasciate per strada. E poi, a partire da questo passato, è sempre importante provare a immaginarlo questo futuro. Direi che la mia poesia si muove qui, in questa ossessione di provare a tornare dove si è già stati, per guardare meglio quello che ancora deve venire. Chiedo anche a te quello che ho chiesto ad Alessandro, se c'è qualche parola che ti è preclusa già nella tua poesia. La poesia, oltre che un'arte, è un genere letterario, quindi ha una struttura formale che ne è parte integrante, come lo è il ritmo, come lo è la musica. Ogni autore, lo diceva Alessandro prima, sceglie che direzione vuole avere, e quindi sceglie anche quali termini vuole utilizzare. La mia poesia cerca di dirigersi verso un linguaggio essenziale, chiaro, della chiarezza di cui parla Umberto Fiori, che è un importantissimo poeta contemporaneo che io amo particolarmente. Quindi, per esempio, io rifiuto i termini che considero aulici, troppo lontani da una quotidianità, che non significa linguaggio parlato, ma che significa termini che non userei fuori dalla pagina per chiamare una certa cosa. E come Alessandro, un linguaggio fatto di parolacce o di termini gergali, perché si allontana da quell'idea di costruire, sempre seguendo un po' il modello di Fiori, delle icone, delle scene all'interno delle quali i personaggi si muovono. Aggiungo che ogni autore, accanto ai termini che non usa, ha poi i termini a cui invece ricorre
molte volte. Quando leggo raccolte di altri mi piace prendere un colore e appena sento che una parola torna più volte cerchiarla, perché vuol dire che da lì passa qualcosa di quello che l'autore ci sta raccontando. Grazie Alessandra, mi colpisce molto anche la musicalità della tua voce, non è così consueto. Passiamo a Marco Corsi. Nel dopo, edizione Guanda, vuoi leggerci una tua poesia? Buonasera. Penso a quando anche noi lasceremo questo mondo insieme a quelli che sono già andati e che ci lasciano di ora in ora dentro l'acquazzone e che ogni cosa lentamente scivolerà verso il suo principio finché saremo un barlume di pensiero spersi nel buio di erbe cattive, quelle piante addossate le une alle altre per arrivare prime alla luce. Allora penso all'acquazzone che ci ha cancellati e penso e ardo e spero che tutte le parti divise galleggino di nuovo insieme, terre di nuovo emerse, uno intero di tutti e a tutti sempre manca qualcosa per essere interi. E penso allora di scivolare anch'io con te dentro l'acquazzone, dove siamo cosa ancora più viva, insieme ai morti che ci hanno preceduto, e penso e spero che resteremo vivi nel mondo, dove siamo stati per poco, quella luce d'oro che arde e rischiara quando cessa di battere con gioia l'acquazzone. Tu hai una cifra stilistica che coniuga il contemporaneo e il classico, è molto interessante ascoltarlo. Sono 64 testi suddivisi in 10 sezioni. C'è una malinconia che torna per la precarietà dell'esistenza, per il tempo che passa, che è, diciamo, un tema molto simile a quello di cui abbiamo trattato prima. Mi stupisce che siate tutti giovanissimi e affrontiate tutti, anche con ossessione e anche con malinconia, questa precarietà del tempo. Non voglio dire che me lo aspetterei più da persone di, ad esempio, Severnina adesso, che non è un poeta ovviamente, ma ha scritto un libro sull'invecchiare artisticamente, poeticamente, insomma. Però da tre giovani come voi è bello anche cioè, che succedano cose che non ti aspetti. Perché secondo te torna molto nei giovani di oggi, nei poeti di oggi, questo tema della precarietà del tempo? Diciamo che è una condizione che si sposa fondamentalmente con l'altra nostra precipua, che è quella dell'essere transitori, no? E quindi il non trovare a volte la necessaria e sufficiente stabilità per stare nelle situazioni, nella vita, nella storia che viviamo, nel quotidiano, nel lavoro, nel ruolo che esercitiamo in famiglia o all'esterno, ovviamente in qualche modo si ripercuote appunto su questa nostra precarietà. Che non è necessariamente un sentimento negativo, prevede anche l'essere sbilanciati in qualche modo e la possibilità di stare nel presente, l'essere sbilanciati all'indietro e in avanti ci dà il senso del futuro. Io ho inteso il dopo come luogo fondamentalmente di verifica e credo, come diceva Eliot, che il futuro sia la sommatoria di passato e presente, che nel presente noi già viviamo il futuro insieme al passato. Lo dicevano appunto anche Alessandra e Alessandro e era nelle parole della presidentessa della fondazione: senza le radici non si va da nessuna parte, e per fortuna appunto non si è mai così troppo saldi nel nostro tempo ad aver bisogno di ricorrere a un'altra prospettiva. Spesso abbiamo confuso l'idea di futuro con l'idea di progresso e forse questo ci dà ancora un po' un senso di precarietà e di disorientamento. Fare leva sul passato ed essere consapevoli del tempo che viviamo è una regola fondamentale per stare nel mondo.
È chiaro il tuo attaccamento nei confronti della natura, parli tanto della natura sia come luogo immobile, sia come luogo di trasformazione. Poi nell'etimologia del termine natura sta proprio il movimento, no? Tutto ciò che sta per esistere, tutto ciò che sta per nascere. Ma parli tanto anche di città, ne citi tantissime. Qual è il tuo rapporto con la natura e con l'urbanitas? Io vengo da un paese di campagna, da una piccola frazione piccolissima in Toscana e poi per ragioni di vita, di lavoro mi sono trasferito in città. Dalla Toscana sono approdato a Milano e vivo entrambe le dimensioni quando mi sposto da nord a sud e da sud poi a nord con quella nostalgia che è propria del ritorno in qualche modo, no? E forse anche qui spesso appunto etimologicamente il nostro il ritorno in qualche modo ha condizionato la percezione della nostalgia e di ciò che andiamo a cercare nei luoghi. Adesso posso dire che vedo la campagna con gli occhi della città e vedo la città con gli occhi della campagna, perché la dimensione dell'umano, torno ancora a dire, è la nostra condizione per cui ci muoviamo per strada oppure attraversiamo un sentiero in mezzo ai campi. In nessun caso non è né una condizione regressiva quando si torna appunto dalla città alla campagna, né come dire, una sensazione inebriante di progresso quando si va in città. È il nostro stare umano, ecco, che ci permette di vivere entrambe le dimensioni in maniera fertile. Direi che è venuto il momento di conoscere chi è il vincitore del premio Giuseppe Dessì per la sezione poesia. Chiamerei sul palco il giurato Gino Ruozzi per leggere il nome del vincitore e la motivazione. Benvenuto. Grazie a tutte e a tutti. 40ª edizione del premio letterario Giuseppe Dessì. La giuria del premio letterario ha proclamato vincitore Nel dopo di Marco Corsi, edizioni Guanda. Congratulandosi con tutti i finalisti, e di cui abbiamo avuto anche qui proprio la prova appunto della profondità della lettura del mondo. Leggo la motivazione. Nato nel 1985, con questo libro Marco Corsi manifesta la piena maturità poetica. Pubblicato nella nuova collana di poesia dell'editore Guanda, Nel dopo è un'opera che si interroga sul destino del mondo, in cui individuo e universo si confrontano sul senso della vita personale e collettiva. In un linguaggio diretto e preciso, Corsi ci invita a fare i conti con l'esistenza di oggi e quella del passato per poter pensare al futuro. Vincere le radici infestanti che portiamo con cura dentro al cuore e spingerci con coraggio in un abbraccio di umanità che non è facile né scontato, ma certamente possibile a ogni latitudine geografica. Le poesie di Corsi esprimono a un tempo realismo e coraggio, non sono bloccate dal disincanto, ma aspirano a una dimensione necessaria e luminosa di condivisione. Per restare nel centro occorre guardare fuori, afferma un perentorio aforisma poetico nel mezzo del Grand Tour che apre e spalanca i cancelli della vita. La giuria del premio Dessì 2025 ha riconosciuto nella raccolta Nel dopo di Marco Corsi una prova significativa di poesia a un tempo intima e civile, attenta al Museo della Storia Naturale che ci ha preceduto e protesa con determinazione alla vita del mondo che verrà. Complimenti.
Marco Corsi, vincitore con Nel Dopo, edizioni Guanda, della 40ª edizione Premio Dessì per la sezione Poesia. Inviterei il sindaco Federico Sollai per la consegna del premio al nostro vincitore, che si alza giustamente per ricevere il premio per la sezione Poesia. Sindaco, ci vuole fare un breve saluto, so. Breve. Vedo che è breve. 3 minuti. Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti alla cerimonia della 40ª edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì. È per me una grande emozione essere qui questa sera e desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla giuria, ai premiati, agli ospiti e alle istituzioni presenti, al direttivo, alla direttrice, ai volontari e naturalmente alla Presidente Deborah Auru, che con dedizione guida la Fondazione. Come sindaco e membro del direttivo posso dire che questa edizione ha segnato un ulteriore salto di qualità, con ospiti ed eventi di altissimo profilo. La cultura, come sempre, è stata posta al centro, perlustrando tutte le forme e abbracciando diversi generi, nel solco della tradizione, con un'ulteriore spinta verso l'innovazione. Non solo la premiazione, ma un intero calendario culturale di ben 40 appuntamenti che testimoniano come la Fondazione sia ormai attiva su tutto l'anno, con una proposta vivace e innovativa, capace di rafforzare le sue radici e allo stesso tempo avere uno sguardo rivolto al futuro. La nostra amministrazione ha sempre creduto nel progetto della Fondazione, sostenendola con convinzione anche nei momenti difficili. Eppure, grazie al lavoro e all'impegno di tutti, abbiamo saputo dimostrare il grande valore di questo ente di promozione culturale, tanto da aver avuto, anche grazie all'assessorato regionale alla cultura e al grande lavoro di squadra, un forte sostegno e ulteriori riconoscimenti, collocando il premio tra le realtà culturali più significative in Sardegna. La Fondazione e il premio rivestono una straordinaria importanza per la nostra comunità, sia dal punto di vista culturale che sociale. Questo grazie all'impegno costante nel rafforzare il ruolo della cultura a più livelli, con una particolare attenzione rivolta alle scuole e ai giovani, veri protagonisti del nostro futuro. I giovani che con la partecipazione attiva delle scuole hanno saputo generare un legame indissolubile che ogni anno si rafforza ulteriormente. Prima di concludere, permettetemi una riflessione che va oltre il contesto di questa serata. Desidero esprimere, anche a nome dell'amministrazione comunale, vicinanza al popolo palestinese, colpito da una tragedia che non può lasciarci indifferenti e avvertiamo tutti il bisogno di pace e di dialogo, nella speranza che in queste ore la tregua con l'accordo sul piano di pace venga finalmente raggiunto. Ecco perché credo che la cultura e i libri abbiano oggi più che mai un ruolo fondamentale. Ci aiutano a crescere come comunità, ad abbattere i muri dell'odio e a costruire un futuro più giusto e più empatico. Che il premio Dessì continui a essere, per Villa Cidro e per la Sardegna, un faro di speranza, cultura e pace. Grazie a tutti. Grazie al nostro sindaco. Grazie per questo. Ma sono premiati anche gli altri nostri 2 finalisti, Alessandro Canzian e Alessandra Corbetta, e inviterei sul palco Federica Caria, ma tanto ho sbagliato il cognome sicuramente, vero? Caria, Federica Caria, vicepresidente della Fondazione Dessì, e Gianluigi Piano, consigliere regionale. Ecco lì. Prego.
Facciamo questa premiazione in contemporanea e vorrei, anzi, se avesse voglia il sindaco di risalire un attimo, il sindaco, facciamo una foto generale, una foto tutti insieme, con tutti i premiati e il nostro sindaco. Il podio della sezione Poesia per i 40 anni del Premio Letterario Giuseppe Dessì. Marco Corsi, vincitore con Nel Dopo del Premio Dessì Poesia. Bene, foto di rito fatte, è il momento, mentre usciamo tutti, è il momento della musica con i nostri 4 inconfondibili artisti. New Quartet con Una giornata. Complimenti. New Quartet
Ovviamente è una giornata uggiosa, scusa Francesca, abbi pazienza, era nell'altro foglio, uggiosa, io non lo so, bisogna tagliare, quindi no, sono bravissimi perché a parte che si conoscono dai tempi del conservatorio, quindi lavorano insieme come fosse, cioè si capiscono al volo senza neanche guardarsi e spaziano, come avete notato, no? Dalla musica classica alla musica leggera e poi sentirete anche, insomma, al rock. Bene. Passiamo alla seconda terna finalista per la sezione narrativa. Invito subito sul palco i finalisti. Angelo Carotenuto con Viva il Lupo edizione Sellerio. Laura Imai Messina con Tutti gli indirizzi perduti per Einaudi. E Luigi Manconi con La scomparsa dei colori per Garzanti. Continuiamo l'applauso. Perché merita, quando c'è bisogno, quando è giusto, proseguiamolo. Eccoci. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Benvenuta. Io partirei con Angelo Carotenuto e chiederei a ognuno di voi, visto che vi do sempre questo gradino di responsabilità in più, in un minuto di raccontare il vostro libro, così poi lo riassumete meglio voi di me sicuramente. Buonasera, grazie a tutte e tutti. Viva il Lupo è la storia di un giudice di un talent show musicale che perde la voce, una mattina si sveglia senza voce, ha la voce di una rana. E non c'è motivo medico per tutto questo, ma lui lo capisce, lui lo sa, lui ha capito perché. Ha bocciato una ragazzina a un'audizione e dopo qualche giorno ha saputo che questa ragazzina è morta. È stata travolta da un treno, aveva la cuffia, stava ascoltando la musica ad alto volume e si sospetta che possa essersi data la morte volontariamente. E quindi Puro, Gabriele Purotti, detto il Puro, entra in crisi e comincia un viaggio per capire chi era questa ragazzina che voleva fare la cantante, voleva fare il suo stesso mestiere e soprattutto si domanda: ma io non ho bocciato solo lei, tanti altri ragazzi sono stati esclusi da questo talent. E quindi si mette in viaggio per il paese alla ricerca di queste ragazze, questi ragazzi, per capire cosa è stato di loro, che scia di dolore deve aver lasciato dietro di sé. E invece, sorpresa delle sorprese, meraviglia delle meraviglie, queste ragazze e questi ragazzi ce l'hanno fatta lo stesso. Anche se non riempiono lo stadio con 100.000 spettatori con la loro musica, molti vivono lo stesso della loro musica e hanno trovato un equilibrio. E poi Puro quindi si mette alla ricerca della famiglia di questa ragazzina e, come a volte succede nei romanzi di formazione, e per lui è un romanzo di riformazione, arriva da un'altra parte. Tu chiami talent show una trappola per scarafaggi. Mi chiedo, hai scritto questo libro? Per chi hai scritto questo libro? Non è che voglio dare le risposte prima. Per chi hai scritto questo libro? Perché il talent show mi sembrava in questo momento il posto perfetto per mettere in scena il confronto tra le generazioni che probabilmente si è interrotto. Questo pensa Puro. Puro avverte il dolore e la paura di essere adulto, il dolore e la paura di essere adulto dinanzi a una generazione con cui è più difficile parlare. E il talent show si regge su due colonne, no? L'ascolto e il giudizio. E sono le due colonne di questo scambio che forse si è interrotto. E il talent show, se ci pensi, è uno dei pochi posti in cui gli adolescenti, le ragazze e le ragazze possono farsi ascoltare dagli adulti, prima che gli adulti diano un giudizio su di loro. E mi interessava
raccontare questo tema, mi interessava raccontare queste ragazze, questi ragazzi di cui spesso diciamo malissimo, ma che hanno risorse più grandi della nostra capacità a volte di guidarli, di guidarle. Gli abbiamo consegnato un pianeta che fa più fatica a respirare, gli abbiamo consegnato 2 o 3 guerre sparse per il mondo. Probabilmente è la prima generazione che non ha davanti a sé la certezza di migliorare la condizione di vita dei propri genitori, come invece avevamo noi. Non sanno se avranno mai una pensione, faranno fatica a farsi prestare dei soldi da una banca, e in tutto questo noi gli diciamo che sono fragili. E sono nati così, hanno sto problema alla nascita, c'era un difetto di fabbricazione. E quindi mi interessava raccontare loro, e mi interessava raccontare quanto è difficile per noi adulti entrare in sintonia con loro. Che poi è una cosa che è sempre successa a 20 anni. I 20 anni sono sempre uguali, i 16, 17, 18 anni sono sempre uguali. Forse la differenza è che adesso c'è una generazione di adulti un po' più vicina ai loro figli, no? Voglio dire, abbiamo in tasca gli stessi strumenti che hanno loro, lo smartphone. Quando ho chiesto a qualche ragazzo, ragazza, qualche adolescente, ho detto: ma cos'è che ti dà fastidio di noi adulti? Cos'è che facciamo che proprio non sopporti? Mi hanno risposto: state sempre al cellulare. Infatti anche questa risposta mi fa pensare che parliamo tanto di fragilità giudicando questi ragazzi, e poi alla fine forse siamo più fragili noi adulti, perché poi il protagonista vive, esplora in maniera molto profonda il suo senso di colpa e analizzi il confine che c'è tra la responsabilità personale, cioè sono io che posso determinare la fine della vita di una persona, e la casualità, cioè la vita è anche il risultato di a simple twist of fate, come direbbe Dylan, no? Quindi c'è questo doppio rovescio, cioè il rovescio della medaglia. Beh sì, Puro parte dall'idea, dal grandissimo senso di colpa che prova per la sua decisione che potrebbe aver condizionato quante cose facciamo, diciamo, quanti giudizi diamo che possono aver condizionato la vita di qualcun altro. La cronaca è piena di adulti che si portano dentro un senso di colpa perché un loro giudizio ha scatenato un gesto irreparabile. Eppure molte volte non possiamo sentirci responsabili fino in fondo di quello che facciamo. Gli adulti poi devono assumersi la responsabilità di una relazione. C'è una grossa differenza tra una critica e un giudizio, per esempio, e gli adolescenti di oggi, mi pare che le ragazze e i ragazzi di oggi siano più pronti ad accettarlo, al di là di quello che pensiamo di loro. Hanno voglia di essere ascoltati, hanno voglia di avere una guida, di trovare una guida. A un certo punto uno dei personaggi dice a una delle giudici, la giudice alla quale è stato assegnato per il talent, dice: attenta dove metti i piedi, perché io poi metterò i miei nelle tue orme. È questo che probabilmente non abbiamo ancora capito di questa generazione, questo grandissimo bisogno di essere ascoltati. A proposito di guida, la matematica, la scienziata Maria Mirzakhani diceva che nella vita di un giovane la cosa più importante è avere dei buoni maestri. Poi è la nostra strada che dobbiamo trovare, e quando l'avremo trovata saranno contenti anche i nostri maestri. E se non saranno contenti significa che non erano dei buoni maestri. Però quanto è importante avere una guida, no? E poi si diventa guide reciproche, perché Puro in questo viaggio scopre la nonna di questa ragazzina, Tete, scopre il fratellino di questa ragazzina con cui entra in contatto, scopre una genitorialità supplente, perché i genitori di questi ragazzini, non si sa, sono spariti, stanno in una regata da qualche parte.
distratti, presi da altre cose, come a volte capita alla generazione dei genitori travolta dalle cose del lavoro. E questo scambio funziona. Questo scambio funziona quando Puro entra in contatto con questo geniale ragazzino, questo fratellino di Tete, genialoide, pazzo per la musica, con cui trova una sintonia, trova un terreno su cui dirsi delle cose, perché la musica questo fa. È vero. È vero. Passiamo la parola a Laura Imai Messina. Hai voglia di raccontarci in un minuto il tuo libro? Ho voglia, non so se ci riesco, però tento. I miei libri come dire, iniziano sempre da un'ambientazione, da un luogo. In questo caso il luogo è una piccola isoletta che si chiama Washima, che esiste davvero e su cui esiste un ufficio postale chiamato l'Ufficio Postale alla Deriva, anch'esso esiste davvero, e in cui giungono da tutte le parti del Giappone, in realtà anche da tutte le parti del mondo, lettere che hanno un destinatario, ma è un destinatario che non possiede un indirizzo. Sono lettere scritte a persone perdute, lettere scritte ad oggetti verso cui si prova riconoscenza, la cartella della scuola, oppure il pupazzo dell'infanzia, oppure a se stessi nel futuro o nel passato. E questo ufficio postale è in qualche maniera il motivo del viaggio della protagonista. La protagonista si chiama Risa, ha il papà che fa un lavoro molto vicino a questo luogo, cioè il postino, un uomo che ha sempre cercato di proteggere con quella che è la cura che come dire, viene elargita da tutti i personaggi in maniera diversa, in maniera anche reciproca, verso le lettere che effettivamente vengono imbucate da bambini che scrivono a Babbo Natale, da persone che scrivono a qualcuno. C'è questo desiderio di scrittura che attraversa tutta la narrazione. Risa va ufficialmente per catalogare tutte queste lettere. Ufficialmente realmente non li metterei in disaccordo, direi che c'è anche una motivazione più intima legata sia a dare finalmente una casa a queste lettere custodite dal padre per anni e anni fino all'anno del suo pensionamento, sia lettere che spera che siano destinate a lei e che forse sono giunte in questo ufficio postale da parte della madre, che viene anch'essa, come dire, messa in luce in questo libro, perché mi interessava molto approfondire la relazione tra una madre irregolare e una figlia che però l'ha molto amata. Non so se è breve a sufficienza. È chiarissimo. Io ho trovato molto affascinante questa isoletta e questo luogo che non credevo assolutamente potesse esistere davvero. E mi stupisce che tu non abbia con te il sacchetto delle lettere. Adesso lo raccontiamo, so che adesso è un'altra dimensione, no, però raccontiamo quello solitamente cosa fai tu agli incontri. Più che solitamente diciamo che in occasione dell'uscita di questo libro, io quando scrivo un libro effettivamente devo dire credo molto poi a quel qualcosa su cui scrivo, quindi mi rendo conto che finisce per permeare anche le mie giornate, la mia immaginazione. Ho pensato, vedendo, leggendo le lettere scritte in giapponese per lo più in questo ufficio postale alla deriva, quanto effettivamente sia possibile attraverso questa forma di dare, come dire, di dare forma, ecco, sembra una ripetizione, ma è questo, dare forma a qualcosa che una forma non ha, cioè dei sentimenti, magari c'è la rabbia che è inesprimibile. Il fatto che non giungano al destinatario, io credo che sia proprio il senso stesso dello scrivere queste lettere, scriverle per scriverle. Giorni fa ho risposto alle domande di un giornalista che ha scritto peraltro un bellissimo reportage sulla Posta, oggi sul Venerdì di Repubblica, che è uscito proprio venerdì scorso. E si parlava di appunto scrivere lettere a mano oggi, no? Scrivere le email è molto più rapido. Io stessa ho cercato di intessere delle come dire, corrispondenze con degli amici scrittori oltreoceano. Per me oltreoceano vuol dire anche l'Italia o gli Stati Uniti. E ho visto che c'è sempre difficoltà perché l'email giunge, no? Giunge più rapida.
Mi sono ricordata invece la purezza e la bellezza delle lettere che ho scritto a mia nipote neonata, quando è nata. Era chiaro che non avrebbe potuto rispondermi, ma è stato proprio in questo atto di scrivere, perché poi quando tu scrivi ti aspetti una risposta, ricalibri l'emozione di inizio, cioè quanto è stato bello scrivere questa lettera, sulla base anche della risposta, se l'altro risponde, se l'altro non risponde, quanta cura ci mette. E invece ecco, scrivere per scrivere con questo sentimento, e mi andava assolutamente poi di dare la possibilità anche agli italiani, ecco, no? A chi volesse appunto aderire a questa iniziativa. Quindi abbiamo chiesto alla casa editrice Einaudi di ospitare per un periodo che è durato circa 1 mese e mezzo, ma poi si replicherà e si replica poi negli anni, di dare la possibilità a chiunque volesse di scrivere delle lettere a qualcuno o a qualcosa e di fare della sede di Einaudi, come dire, per un periodo appunto limitato, l'ufficio degli indirizzi perduti. Io ho letto delle lettere meravigliose, lettere a cose, lettere a persone, lettere appunto a se stessi. Finalmente pareva che si riuscisse a dare concretezza, perché effettivamente scrivere, chi fa questo lavoro sa che scrivere vuol dire capire. C'è quasi una corrispondenza, no? Ti fai una domanda e questi dubbi, che peraltro non si esauriscono con la scrittura di un libro, continuano ad abitarti, ad abitare il tuo quotidiano, ecco, in qualche maniera sono più lucidi, anche solo la domanda è più lucida. E vedere e leggere le lettere di persone che non scrivono per professione, ma scrivono proprio perché avevano il desiderio di farlo, è stato bellissimo. Non l'ho fatto in questa occasione perché appunto sono venuta dal Giappone apposta e ritorno, quindi il bagaglio non avrebbe potuto che essere leggerissimo. Sì, a proposito di Giappone, tu vivi tra Tokyo e Kamakura e hai ambientato il tuo romanzo in un'altra isola, quindi a Owashima. A Washima, giusto. E noi ci troviamo in questo momento in un'isola, quindi non posso non farti la domanda sul senso del vivere in un'isola. Gesualdo Bufalino aveva creato il neologismo di isolitudine perché raccontava proprio che la solitudine dell'isolano, lui parlava ovviamente di Sicilia, è completamente diverso rispetto alla solitudine di chi vive in continente. Com'è la vita da isolane? Com'è questo senso di solitudine? Io devo dire che più che solitudine, soprattutto nel caso di questa piccola isola, è la difficoltà di raggiungerla. Io credo molto nel viaggio, credo che il viaggio sia effettivamente il senso dell'avvicinamento, no? Tu avverti tutta la distanza che c'è fino a giungere, ad approdare, e in qualche maniera è proprio un'esperienza interiore. Mi sono accorta, ad esempio, che io stessa poi scegliendo i vari luoghi che, come dicevo, sono quasi il punto d'inizio, no, della mia scrittura, che si tratta sempre di luoghi molto difficili da raggiungere. Uno fu ad esempio il telefono del vento, che si trova in una zona estremamente disagevole da appunto, autobus, treni. Paradossalmente per arrivare da Tokyo, da Washima, ci vuole quasi lo stesso tempo che si impiega da Roma a Tokyo, ecco, proprio perché appunto non ci sono abbastanza aerei, non ci sono autobus uno dietro l'altro, come magari invece a Tokyo ogni 3 minuti hai il treno. Ecco, io credo che sia un senso di pensiero, ecco, questo rallentamento, questa possibilità di riflettere su ciò che si ha, sul posto in cui si è preziosissima. Quindi per me, ecco, vivere in un'isola molto grande, perché comunque il Giappone è fatto di tantissime isole, ma un'isola molto grande, ma poi quando effettivamente vado, perché sono andata varie volte e periodicamente vado da Washima, là davvero, ecco, sembra che non ci sia nulla tranne ciò che c'è. Ed effettivamente un po' è come quando uno si avvicina allo zen, nel senso che più le cose sono piccole, più guardi il piccolo, più ti rendi conto che tutto l'universo effettivamente è percepibile in un atomo soltanto. Questo è. Grazie Laura. Passiamo la parola a Luigi Manconi con La scomparsa dei colori, editore Garzanti. Intanto c'è una recensione di Goffredo Fofi che mi ha emozionato perché insomma stiamo parlando della Summa, insomma colui che diceva insomma che il successo faceva schifo, che rifuggeva da tutto quello che insomma lui scrive
leggere Manconi convince che non si deve mai smettere di essere vivi e attivi. Quindi questo libro è in qualche modo un inno alla vita, cioè accompagna il lettore nell'universo di chi non vede più, però arrivando da una tragedia a farci capire che poi in realtà non è assolutamente la fine di tutto. Buonasera e grazie al Premio Dessì che ha voluto darmi questo riconoscimento. Immagino all'interno di una politica di rinnovamento generazionale e dello slogan largo ai giovani, immagino. Ma premiare gli anziani credo che sia una cosa intelligente. Spero di averlo meritato. Sì, la recensione di Goffredo Foffi mi ha fatto arrossire, anche perché Goffredo Foffi è morto nel luglio scorso. Ma la recensione che mi ha fatto più felice in realtà è stata quella di Claudio Magris, che ha detto che nel mio libro ci sono parti autenticamente comiche, e questo è stato per me un riconoscimento ancora più prezioso. Prima tu hai parlato di maestri, Sì. dandone una bellissima definizione. Io racconto un piccolo aneddoto. Quando uscì il libro di Giuseppe Dessì, Il disertore, ero un preadolescente, vivevo a Sassari, dove studiavo. Poi, a 19 anni, mi sono trasferito a Milano per fare l'università. E lì ho avuto la straordinaria fortuna di incontrare due maestri. Uno, appunto, Goffredo Foffi, e l'altro Giovanni Raboni. Io ero andato a Milano portando nel mio zaino un libro di poesie di Giovanni Raboni, Le case della Vetra, poi ebbe occasione di conoscerlo. Queste due persone sono state per me straordinariamente preziose, soprattutto per un motivo, perché mi hanno non suggerito, ma imposto la lettura di autori non centrali nel dibattito pubblico dell'epoca. Ricordo Silvio D'Arzo, Tommaso Landolfi, e era il 1972, se non sbaglio, Giovanni Raboni mi impose la lettura di Paese d'ombre. All'epoca Goffredo Foffi aveva una vocazione pedagogica ben più che severa, autoritaria, e quindi voleva che i primi scritti che noi cominciavamo a comporre non portassero il nome e il cognome, molto semplicemente per non montarci la testa. Fu così che, cercando uno pseudonimo, Giovanni Raboni mi propose appunto Dessì, e Goffredo completò questo alias mettendoci il nome Simone. Io con questo pseudonimo, Simone Dessì, per mantenermi agli studi, per così dire, scrissi una decina di libri di musica che hanno attraversato quel decennio, e quindi per molto tempo io sono rimasto attaccato a questo pseudonimo. Potete immaginare dunque quale felicità per me è partecipare a un premio che ha come suo titolo l'autorevolezza e la forza del vero Dessì, Giuseppe. Dopodiché, in un minuto, come hai richiesto, questo libro è il racconto della mia esperienza di vita nel percorso che mi ha portato alla cecità totale e a due grandi scoperte. La prima è che la cecità può essere
un buon allenamento alla vita. Non la cecità in particolare, ma qualunque patologia, qualunque condizione di crisi, qualunque rottura di un equilibrio diventato troppo sedentario. Ecco, la cecità ti offre delle tragiche eppure fertili chance. La seconda scoperta è che lì, cioè qui, arrivato alla condizione di cecità, puoi scoprire che il buio è uno dei molti colori e il buio è a sua volta attraversato da molti colori che sono luminescenze, baleni, lampi, tonalità, colori inediti e mai conosciuti. Dunque, la cecità è una tragedia irreparabile e inconfortabile, ma davvero non è la fine di tutto. È una sorta di nascita nuova, no? Di nascita così, di vita nuova, diciamo così, che lei dice mi ha dato tante scoperte, tante avventure nuove e insperati piaceri, vero? Dice una cosa che mi ha molto colpito, che la perdita della libertà ha comportato l'affidamento, cioè il discorso dell'affidarsi all'altro, il fatto di diventare dipendente dall'altro è anche un piacere. Dice, è un piacere che dà forza. Beh, può essere un piacere a determinate non semplici condizioni. Io ho passato l'intera mia vita, quella privata e quella pubblica, ad affermare i principi di autonomia e di indipendenza, con radicalità addirittura. Dopodiché scopro 15 anni fa che per quanto riguarda la mia vita personale, la mia indipendenza e la mia autonomia si riducono rapidamente e drasticamente. Io oggi non posso muovermi se non accompagnato. È una tragedia, ribadisco questa parola perché è una parola pertinente alla condizione del cieco, ma ecco, a determinate condizioni può aiutare a scoprire questa categoria di affidamento, di abbandono all'altro, che nasce ovviamente dalla fiducia, affidamento hanno stessa radice e alludono a una sorta di reciproca lealtà, al punto che se l'affidamento è appunto una virtù vicendevole, se c'è un mutuo rapporto, se c'è reciprocità, si scoprirà che il tuo affidarti agli altri induce l'altro ad affidarsi a te. Ovviamente per attività, funzioni, pensieri diversi da quelli per cui tu hai il bisogno, ma crei un rapporto appunto reciproco e vicendevole, cioè crei ciò che poi rappresenta niente meno che la base del legame sociale, se proiettato sull'intera comunità, e che a ben vedere la base stessa di quella categoria così maltrattata e mortificata oggi, che è poi la politica intesa nel suo significato più alto e più nobile. Direi che siamo arrivati al momento di conoscere chi è il vincitore del premio Giuseppe De Sì per la sezione narrativa. Chiamerei sul palco il giurato Francesca Serafini per leggere la motivazione e ovviamente annunciare il nome del vincitore. Buonasera.
capirete dalla bellezza di questi racconti quanto è stato difficile per noi scegliere tra questi 3 libri. Quello che posso dire, prima di dirvi il vincitore, è che per quanto loro siano stati bravi, i libri sono ancora più belli di queste bellissime parole che hanno. Quindi leggeteli tutti. Vince la sezione narrativa Angelo Carotenuto con Viva il lupo. E questa è la motivazione. In epoca recente, al rito apotropaico in bocca al lupo, sempre più spesso si sente rispondere viva il lupo, anziché il canonico crepi. Di fatto, una nuova generazione sta agendo sull'inerzia delle frasi fatte, provando ad adeguare la lingua al proprio sistema di valori per sancire una distanza dalle generazioni precedenti. Questo scarto è al centro del romanzo di Angelo Carotenuto intitolato per l'appunto Viva il lupo, che è anche quello del talent show in cui è giudice puro, il protagonista della sua storia. Un titolo che del romanzo rappresenta il frattale perfetto. L'autore infatti attraverso Puro parte dal punto di vista degli adulti e si muove verso quello delle nuove generazioni con quella che con Pasolini potremmo definire marmorea volontà di capirlo. È un movimento fisico oltre che ideale, dal giorno in cui Puro perde la voce e avverte una relazione tra questo fatto e la morte di Tete, una giovane cantante che poco tempo prima ha eliminato nelle selezioni del talent contro il parere degli altri giudici. Una morte che lui presume volontaria, così come aveva presunto la ragazza, nonostante il suo talento, incapace di sostenere la pressione dell'eventuale successo. Eliminandola, Puro presume, ancora una volta, di proteggerla, per poi sentirsi inevitabilmente responsabile delle conseguenze tragiche. E proprio per superare il senso di colpa, allora comincia il suo pellegrinaggio per l'Italia per raggiungere tutti gli altri concorrenti eliminati nel corso del tempo in cerca di una qualche assoluzione. Incontra loro e incontra la famiglia di Tete, aprendo uno spazio di confronto che finisce per minare tutte le sue convinzioni. E così l'io della voce narrante si confonde nella polifonia corale di tutti i personaggi con cui Puro interagisce, dando vita a una riflessione più ampia sulle ambizioni e il senso di fallimento, sulle fragilità e sulle miserie, sulle seconde possibilità e sulle conseguenze delle scelte che operiamo ogni giorno, non necessariamente solo sulla pelle degli altri. In una mescolanza sapiente di realtà e finzione, memorabile l'incontro con Gino Paoli, tra le logiche della televisione e le esigenze artistiche della musica, nel cui ambito l'autore mostra una competenza significativa, con ironia e una lingua sicura, capace di guizzi personali e mai compiaciuti, Angelo Carotenuto firma un'opera in cui ci ricorda che di fronte a un lupo in pericolo, a volte sono proprio quelli che tentano di salvarlo a rappresentare il rischio più grande. Angelo Carotenuto con Viva il lupo è il vincitore del premio Dessì quarantennale per la sezione narrativa. E vorrei invitare sul palco Ilaria Portas, l'assessora alla pubblica istruzione e alla cultura, per la consegna del premio. È vero, c'è anche Gino Paoli nel tuo libro, però non lo citiamo solo, lo lanciamo solo e così, insomma, lo faremo leggere. Eccolo. Angelo Carotenuto, Viva il lupo, edizione Sellerio. Sorella, lasciamo per un breve discorso. Più che il discorso, siccome stiamo assistendo a una serata veramente bellissima, io vi saluto e sono contenta di essere qui. Anche quest'anno non potevo mancare come rappresentante della Regione Sardegna dell'assessorato alla cultura per questo quarantennale. Anch'io sono molto emozionata di essere qui, ma non perché è una serata in cui ci sono anche le istituzioni che devono fare la loro figura, no, perché la sua figura la sta facendo questo meraviglioso premio.
è il fatto che sia qui, a Villa Cidro, un luogo, come tanti purtroppo in Sardegna, in cui normalmente ci sono delle narrazioni non positive, narrazioni di mancanza di lavoro, di fabbriche che chiudono. Io sono sulcitana, quindi potete capire qual è la narrazione che invece io del mio territorio sento. Invece oggi abbiamo la possibilità di sentire parole nuove, parole belle, parole che ci raccontano in maniera diversa, parole positive. E io credo che sia anche l'occasione per ricordare un grande della nostra terra, Giuseppe Dessì, che noi vogliamo come Regione Sardegna, ma ovviamente come fondazione, come comune, come Fondazione di Sardegna, tutti coloro che ogni anno partecipano al sostegno di questo premio, fare in modo che Giuseppe Dessì sia conosciuto anche dalle nuove generazioni. Io ho un vantaggio, ve lo devo dire, che sono assessore alla cultura ma anche della pubblica istruzione, quindi posso fare due cose in una. E quindi il mio desiderio è che Paese d'Ombre non sia solo un libro che noi ricordiamo di aver letto nella nostra adolescenza o anche più in là nel tempo, ma che sia un libro che diventi patrimonio anche delle nuove generazioni. Così come tutti i libri devono diventare di nuovo, anche come oggetto, perché io sono proprio appassionata dell'oggetto libro, leggo anche in digitale, ma non c'è niente di più bello che vedere le case piene di libri che poi si leggono però, non sono solo soprammobili. Noi questo stiamo cercando di farlo come regione. Io non mi voglio annoiare, ma vi voglio dire che il libro è un veicolo di trasmissione, di cultura e di aggregazione. Noi abbiamo come Regione Sardegna tantissimi festival letterari in ogni angolo della Sardegna e sempre di più io spero ce ne siano, perché portare parole di narrazione positiva, come vi volevo dire prima, come vi ho detto prima, è assolutamente una nostra missione. Io mi congratulo con voi per questa meravigliosa serata, con i 3 autori che abbiamo visto prima, che sono stati premiati, e con chi è seduto adesso su questo palco. Ci avete raccontato in un minuto il vostro libro, probabilmente tutti siamo curiosi di leggere i vostri meravigliosi testi, io di sicuro. E vi auguro che questo libro arrivi in tante case, ma soprattutto in tanti ragazzi e ragazze. Buona serata a tutti. Grazie Ilaria Portas. Io la terrei qui vicino perché farei salire adesso Emanuele Matta, consigliere regionale, e anche Giuseppe Dessì, il nipote di Giuseppe Dessì, per premiare gli altri nostri 2 finalisti. Emanuele Matta, eccolo, e il nipote di Giuseppe Dessì, che è giusto che premi il nostro Luigi Manconi. Insomma, Dessì con Dessì, in qualche modo, un confronto di Dessì. Bene, foto fatte, possiamo scendere. Luigi si affidi al nipote di Giuseppe Dessì e Giuseppe tu affidati a... ok, siete in 3, quindi grazie. Ancora un applauso. Premio Dessì, 40 anni, è stato anche un insieme di incontri durante l'anno, incontri di teatro, di musica, letteratura. Vediamo in questo video cosa è successo quest'anno.
Quante emozioni, quanti ricordi, ma sono incontri che appartengono anche veramente a pochi giorni fa, bellissimo, ma le emozioni continuano perché adesso è il momento di annunciare la vincitrice del premio speciale della giuria. Non ve lo dico, lo vediamo in un altro video. Nella prima guerra mondiale le vittime sono state per il 5% civili e per il 95% militari. Si può tranquillamente sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nella seconda guerra mondiale le vittime sono state per il 48% civili e per il 52% militari. Non si può già più sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nelle guerre contemporanee, che sono tante, le vittime sono per il 10% militari, per il 90% civili. Si può tranquillamente sostenere che i militari muoiono incidentalmente. D'altra parte, sai com'è? A furia di sentirsi ripetere prima le donne e i bambini, si vede che l'hanno presa la lettera. Lella Costa! Che onore. Questo è il suo microfono. Prego. Lella Costa, vincitrice del premio speciale della giuria. Giuseppe Dessì, quarantennale. Ci sediamo? Come vuoi, io sono sul palco, sono abituata a stare in piedi. Allora siamo in piedi, No, ci hanno messo due sedie, ma Mettiamo, io sto molto bene anche in piedi, sediamoci, anch'io. sediamoci. Però ci avviciniamo un po', che mi sembra di essere lontanissimo, scusate. Eccoci. Cioè, non ci conosciamo, ma non riesco a parlarti, ecco. Sai che no, devo darle di lei, almeno, cioè a lei devo dare del lei, dai. Perché? Perché sono Così, vecchia? Così. Ma no, insomma... Si chiama ageismo, è una forma di discriminazione. È che non mi viene naturale, ma devo impegnarmi. L'aggettivo che si legge di più di lei è poliedrica, che in realtà, insomma, vuol dire tantissime cose, ma è vero, è che è attrice, comica, scrittrice, doppiatrice, attivista e adesso anche direttrice di un teatro da qualche anno a questa parte. Io però aggiungerei tanti altri aggettivi, acuta, ironica, brillante, graffiante, dissacrante, anche molto coraggiosa, perché lei ha iniziato a fare i primi monologhi negli anni '80, quando le donne non è che proprio facessero ancora tanti. No, intanto buonasera, grazie. Scusate, che poi io vorrei fare una premessa, prego. così avete tempo di ritirare questa candidatura e questo premio. Secondo me siete pazzi, non avete... Io ho la sindrome dell'impostore o dell'impostora. Prima o poi qualcuno si accorgerà che io non sono una scrittrice, quindi non mi state premiando. 12 libri. Ho capito, ma perché il mercato editoriale è una roba di pazzi. Io trovo assolutamente, davvero a volte imbarazzante, mi sento insomma, a disagio se non in colpa, perché solo per il fatto che io ho raggiunto una qualche credibilità o notorietà in un campo che è il mio professionale, mi viene addirittura chiesto di pubblicare dei libri. E ci sono sicuramente un'infinità di scrittrici e di scrittori che scrivono cose molto più belle e importanti delle mie, che non riescono neanche ad arrivare a farsi leggere in una casa editrice. A me questo crea un qualche disagio, perché poi prima o poi si accorgono che non sono... E quindi stasera lo sveliamo e vabbè. Però comunque, almeno lei dirige un teatro, sì, se vabbè, pensa che certo. ci siano anche delle persone non famose che insomma devono avere voce, almeno lei ha anche la libertà no, certo, e la ma possibilità infatti di io dare sono una voce. persona straordinariamente fortunata. Rispetto a questa cosa che si diceva prima, è assolutamente vero che negli anni '80, quando io ho cominciato a fare quello che non era considerato tradizionalmente il mestiere dell'attore o dell'attrice, laddove viene inteso come interprete, cioè sali su un palco, io salivo anche su delle pedane veramente scomode e interpreti un personaggio. Invece io ho fatto questa cosa che tra l'altro all'epoca non era neanche tanto frequentata dagli uomini, cioè era una cosa molto poco nostra, quindi salire su un palco, su una pedana, magari in un locale dove mentre tu ti esibisci la gente fa qualunque roba e raccontare appunto in prima persona, autorizzando chi è lì con te a pensare che quella sia veramente la tua vita. E quindi c'è voluto un po' di coraggio. Lei si è formata da quelli di Grock, no? La scuola quelli di Grock ho fatto solo la filodrammatici. scuola, sì, no, io mi sono poi formata facendolo, il teatro. Cioè, facendolo, però è vero che erano altri tempi, nel senso sicuramente. Cioè, cosa c'era di bello di quegli anni e cosa c'era di brutto?
in quegli anni? Allora, di brutto in quegli anni che qualcuno ha definito formidabili c'era sicuramente il fatto che una serie di derive violente, terrorismo, sono in qualche modo albergavano e stavano in quegli anni, da prima. Di bello era che sembrava che tutto fosse nuovo, non lo so se lo fosse veramente. Di bello no, c'erano due cose. Intanto che esisteva una prima persona plurale, cioè se dicevi noi sapevi esattamente di che cosa stavi parlando. Esisteva un senso della collettività, della polis, chiamatela come volete. Mi piace polis perché appunto qualcuno ricordava che da lì viene politica, no? E quindi questo modo alto di intendere il bene comune. E poi soprattutto, adesso, più banalmente per quello che riguarda il mio mestiere, era tutto nuovo. Io ho fatto delle cose che prima di me con questa modalità non aveva fatto nessuna. C'erano state delle straordinarie interpreti e anche autrici, penso più di tutte a Franca Valeri, ma c'era Franca Rame, c'è stata un'attrice brillante, comica, meravigliosa che è stata Monica Vitti, ma erano interpreti, cioè anche Franca Valeri, che io ho amato moltissimo, in genere quando si esibiva in teatro o anche in televisione faceva dei personaggi. E io invece quella parte lì poi l'ho recuperata, l'ho fatto anch'io, ma insomma ho fatto quel salto e credo che questo però mi abbia anche permesso una certa riconoscibilità, no? Che quindi alla fine è andata bene. Ma lei se lo ricorda proprio la prima volta in cui ha respirato su un palco da sola? L'emozione che ha provato? L'emozione in realtà la provi, non dico a tutte le sante repliche, però sicuramente a tutti i debutti, non è cambiato così tanto. Credo che se no non lo faresti questo mestiere che ti dà tutte queste sostanze stupefacenti naturali. Quindi, infatti io non capisco i miei colleghi che si drogano, perché francamente mi sembra un effetto paradosso, cioè te l'autoproduci quella roba lì. Esatto. Però mi ricordo che la prima persona a sbattermi letteralmente su un palcoscenico alla fine del corso ero veramente più pischella, di quelli di Grock, fu Maurizio Nichetti, che senza dirmi niente mi butta sul palco e dice fai il verso, c'era una ballerina molto carina, molto buffa. E io ho fatto, però la mia vera vocazione, io non l'ho scoperta, le scuole, le cose le ho fatte dopo. Io l'ho scoperta perché in quegli anni là in cui davvero pensavamo che avremmo cambiato il mondo, a Milano, tra le altre cose cercavamo avremmo voluto aprire un consultorio popolare di psicoterapia, perché erano gli anni 70, erano gli anni di Basaglia, dell'antipsichiatria inglese, e ci sembrava che se avessimo voluto fare davvero una rivoluzione non si poteva prescindere da tutto quello che è la presa di coscienza dell'interiorità, delle famose ragioni del cuore che la ragione non conosce. Non ci siamo riusciti, però è stato molto bello provarci. Facevamo delle lezioni con psichiatri, psicanalisti bravissimi. Queste lezioni erano in parte teoriche e in parte pratiche. La lezione pratica era costituita da un colloquio simulato, cioè dovevi o interpretare un terapeuta o un paziente. Nel mio caso, quando toccava a me, mi avevano raccontato una storia non drammatica di una ragazza schizofrenica. Già allora avevo visto abbastanza film inglesi e qualcuno anche americano per capire più o meno come va interpretata la schizofrenica modello base, no? Cioè devi guardare da un'altra parte, assumere un'aria svagata e non rispondere mai alle domande via via che te le fanno. Devi rispondere sempre o la domanda prima o la domanda dopo. Questo crea quello sconcerto. Poi Marzullo ne ha fatto un mestiere di quella roba lì e quindi... e lì, con altri risultati però. Non lo so, io so solo che la cosa incredibile è che mentre io facevo questa roba, che non sapevo di saper fare, i miei insegnanti mi dicevano ma puoi andare avanti ancora un po', cioè gli piaceva molto, e scoprire di saper fare almeno istintivamente qualcosa che non sapevi di saper fare, beh è una bella iniezione, no? Un bel colpo di fortuna. Quello che diceva Luigi Manconi prima, il fatto dell'affidarsi, cioè lei è diventata poi in realtà molto interessante per i suoi insegnanti, quindi è stato una sorta di dono reciproco. Ma forse quello di cui mi sono resa conto in quel momento è che questo bisogno di sentirsi raccontare le storie fa veramente parte dei bisogni primari, fondamentali dell'umanità. Io credo, ma basta vedere, no? nelle grotte, nelle caverne, una volta espletate le funzioni principali, il riparo, il cibo, la riproduzione, poi però bisognava che qualcuno la sera raccontasse
quello che è la vita che pare non basti viverla, bisogna che qualcuno te la componga in racconto, quindi forse le pitture rupestri vogliono dirci quello, e credo quindi in questo senso che questo nostro mestiere possa avere ancora una qualche utilità e delle volte persino un po' di magia, non sempre. A proposito di magia e a proposito di libri che però sono legati al teatro, lei ha scritto un libro, l'ultimo libro con un titolo stupendo, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Sì. 102 donne in 144 pagine che ha portato anche in scena. Sì, in realtà nasce prima come spettacolo e poi come libro. Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, una meravigliosa frase di una grande attivista anarchica dei primi 20 anni del Novecento, che si chiamava Emma Goldman, e che ha dato voce a questo bisogno, come dire, a questa cosa che noi donne spesso abbiamo, e cioè questa tendenza a voler aggiungere sempre più uno alla contabilità dell'infinito. E quindi la consapevolezza che se non c'è anche quella dimensione lì, appunto, se non posso ballare, che è come volere il pane e le rose, no? Però Emma Goldman, oltre ad avere detto questa cosa, sempre all'interno della rivoluzione sovietica, è riuscita a dire: allora, se l'attuale situazione non cambia, la stessa parola socialismo rischia di diventare una maledizione. Allora, 100 anni dopo, è facile dirlo, 100 anni fa no. Ci voleva veramente lo sguardo, la lungimiranza, il coraggio, ma è soprattutto quell'essere un pochino più avanti. Lei è appunto dagli anni '80 che parla di donne, racconta storie di donne, anche nella comicità, insomma, della televisione. E da poco si è fatta dirigere da Serena Senigallia in 2 spettacoli di donne, questo che ha fatto, e Lisistrata, quindi protagonista da sola nel primo spettacolo Se non posso ballare, e invece in una dimensione più corale. Sì, anche perché la Lisistrata è stata prodotta per il Teatro Greco di Siracusa, da Inda, quindi un spettacolone, un sacco di gente, è molto bello, che adesso riproporremo in una versione teatrale invernale, quindi con meno attori, meno coro, però abbiamo debuttato a Siracusa il 13 giugno con Lisistrata. Lisistrata è colei che scioglie gli eserciti. E il 13 di giugno ci sono stati, sembrava che scoppiasse definitivamente la terza guerra mondiale, c'erano stati gli attacchi israeliani all'Iran. E devo dire che a proposito di emozioni, l'intensità di quella serata, queste 5.000 persone incantate da quella che è una sapientissima commedia, che però finisce dicendo: cantiamo la pace e per favore per il futuro cerchiamo di non fare sempre gli stessi errori. È stato un grande privilegio essere lì quella sera con tutta questa bellezza intorno e poter dire questo. È anche stato, come dire, un percorso di coerenza che spero di avere sempre tenuto d'occhio nella mia vita, oltre che nella mia carriera. Lella Costa. Grazie. Invito sul palco la presidente di giuria Anna Dolfi a premiarla, e anche per lei c'è la motivazione. Porca miseria. Sì, motivazioni in piedi, ha ragione. Come l'inno. Molto piacere. Non è facile unire la passione per la polifonia teatrale con il gusto e l'abilità del monologo, l'omaggio dovuto ai giganti della letteratura con una loro funzionale e rispettosa rilettura moderna, né è consueto nella nostra sgangherata quotidianità assistere a una comicità ludica applicata al presente come al passato, che riesce a non sconfinare dal perimetro della purezza. È quanto è stata ed è capace di fare Lella Costa, che con ironia e garbo non ha mai evitato, non evita di confrontarsi con il contemporaneo, né di portare in scena e raccontare con abilità il grande teatro greco e l'insuperabile dettato shakespeariano. Formatasi nei licei, università, scuole di teatro milanesi, la facoltà di lettere, l'Accademia dei Filodrammatici, quella che doveva diventare un'attrice, doppiatrice, cabarettista, tra le più significative dei nostri giorni, ha posto al centro della sua attività l'attenzione per la parola.
convinta che si vive di precise parole e di grande teatro, ha perseguito con entusiasmo e tenacia, anche nel campo della personale creazione, il suo lavoro sulle e con le parole. Lucida e coraggiosa, ai suoi libri, ai monologhi, alle apparizioni cinematografiche, televisive, teatrali, da sottolineare anche la capacità progettuale che l'ha portata nel 2021 alla direzione artistica del Teatro Carcano di Milano, ha unito una costante attenzione per quanti hanno bisogno della voce dell'arte per esistere e uscire dall'esclusione e dalla dimenticanza. È così che si è occupata del morbo di Parkinson, raccontato storie di resistenza alla malattia, si è schierata a fianco di Emergency, soprattutto in mesi e anni, come sempre, insanguinati dalla guerra e da terribili violenze e ricorrenti femminicidi, non si è mai stancata di levare la voce per richiamare attenzione sulla storia e la vita delle donne, raccontando quelle del passato, la Lisistrata di Aristofane con la sua lotta contro la guerra, e quelle del presente, ricordando quel che loro si deve sul piano del rispetto, del riconoscimento di importanza e di dignità. Non soltanto dunque per la bravura professionale, la capacità empatica, la straordinaria vitalità, ma per quello che è riuscita a dire e fare a proposito della desinenza in A. La giuria del DC le ha assegnato all'unanimità il premio speciale 2025, sperando che uomini e donne insieme, giovani e meno giovani, alimentino con la sua fermezza e umanità il cammino verso una società di uguali. Premio speciale della giuria, premio per i 40 anni, Giuseppe Dessì, a Lella Costa. E adesso lasciamo parlare la musica. Non dirò il titolo così non lo sbaglio, lo direte voi dopo. I New Quartet! Grazie. Dite lo stesso. Buonasera a tutti, intanto vi salutiamo e accordiamo un attimo gli strumenti perché abbandonarli così sul palco, poverini da soli, poi ci rimangono male, hanno bisogno di un po' di affetto prima di essere suonati. Io che non sono un presentatore, tra l'altro non ho neanche detto il titolo, come mi aveva chiesto Chiara, il titolo del prossimo brano è Idea 10.
Allunghiamo l'applauso perché loro il prossimo anno festeggeranno i 20 anni di carriera. New Quartet. Ma li ritroviamo ancora per il finale. Siamo arrivati alla fine, all'ultimo premio, premio speciale Fondazione di Sardegna. Vediamo a chi va. Il nostro paese oggi è questo, il più vecchio del pianeta, e lo guardiamo senza nemmeno accorgerci di quello che abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo sì sotto gli occhi il cambiamento del paesaggio, ma addosso a noi non lo leggiamo. Perché? Perché noi non possiamo sentirci vecchi. Secondo gli italiani si diventa vecchi a 83 anni. Siccome l'attesa di vita è 81, secondo gli italiani si diventa vecchi dopo morti. Io vorrei chiedere ai miei coetanei per primi di fare outing. Dichiaratevi adulti. Rinunciate a quell'idea di giovinezza che ci viene venduta quotidianamente, perché c'è una confusione genetica mostruosa. Adulto è colui che si è giocato delle possibilità e deve vivere con quello che ha. Il resto si è seccato. Quello che sei in potenza da giovane non ce l'hai dopo. Se non capisci questo, se impedisci a chi viene dopo di sorpassarti, perché tu, cullato dal sogno di questa eterna giovinezza, rubi costantemente tutto ciò che viene prodotto da chi viene dopo di te, indossandolo in vario modo attorno a te, tu stai creando un blocco mostruoso che ci impedisce di leggere la realtà. Dichiaratevi adulti, prendetevi delle responsabilità. Marco Paolini! Non l'ho presentata, non c'era bisogno. Benvenuto, benvenuto. Sono orgogliosissima di vederla, di conoscerla. Adesso che parlava di anziani, mi stava venendo in mente che qualche anno fa sono stata a Sickensi, in Costa d'Avorio, e all'interno c'era una tribù che diceva che gli anziani erano gli unici considerati saggi nella loro terra, perché avevano la possibilità di capire il tempo. Io poi potevo parlare solo con gli uomini di mezzo, non potevo parlare direttamente con questi anziani. Gli uomini di mezzo, quando ho detto gli anziani sanno capire il tempo e per questo sono saggi, pensavo il tempo atmosferico. E invece mi hanno detto no, sanno capire il tempo passato, sanno capirlo e raccontarlo. Gli anziani oggi nella nostra tribù sono considerati saggi perché hanno il potere di raccontare storie e quindi di creare magia. Quindi lei è il nostro non anziano, ma saggio, anche un po' anziano, dai, un po' anziano, ma saggio. Mi piace che... Le piace essere definito però... Un'imboscata così. Le piace così come Bello, inizio? Abbiamo bello. iniziato bene? Finiamo. Sì. Sono in pensione se vuole anche. Allora vede che non, insomma... Costa, sei in pensione tu? Anch'io. Beh, bene. Caspita, stiamo premiando due... All'Inps. Siamo venuti qui per questo, perché è un'integrazione. C'è sempre bisogno, effettivamente. No, però, a parte gli scherzi,
tra pochi giorni ricorreranno i 62 anni della tragedia del Vajont. Diciamo che nel teatro, ma io penso proprio nella coscienza sociale di ognuno di noi, c'è stato un prima e un dopo il suo racconto del Vajont. Ha proprio cambiato il senso del teatro, della narrazione teatrale, ma anche la coscienza di ognuno di noi. Ma lei avrebbe mai creduto, dopo 30 anni, che questo suo racconto potesse diventare una sorta di movimento collettivo, di rito collettivo? Poi spieghiamo perché ci sono state tantissime trasformazioni, e un racconto che facesse parte di ognuno di noi. Poi lei lo spiega meglio che cosa è successo, ma sono passati 30 anni ed è ancora così attuale, c'è ancora così bisogno di ascoltare il suo racconto e raccontissimi dai suoi. No, lei mi ha chiesto se lo credevo e io le rispondo sì, perché io l'avevo capito. Non era difficile. No, scusate, non faccio il mago. Ma prima di andare in televisione io avevo già fatto per circa 400 volte quel racconto e le prime 200 le avevo fatte fuori dal teatro, cominciando un rito laico che era quello di entrare nelle case e raccontare quella storia. Lo facevo nei giorni liberi del teatro, spesso i lunedì. Poi da lì mi era cominciato a succedere di farlo nelle scuole, nelle mense. Non c'era nessun disegno, ma il modello di riferimento era la Comune di Dario Fo, cioè il teatro La Comune. Cioè era un teatro di 20 anni prima. Dunque io faccio questo negli anni 90, il progetto della Comune, della Palazzina Liberty, si era chiuso negli anni 70. Ma c'era una differenza, io non chiamavo politico quello che facevo, perché sentivo che questa parola si era usurata. Perché quando io cominciai a fare teatro, ero convinto di fare teatro politico. Poi però la pesantezza del linguaggio di quegli anni, appunto citati anche da Lella Costa, che coincidono con il nostro imprinting in questo mondo. In fondo, se io ho fatto teatro è perché non mi piaceva la politica che facevamo, non mi piaceva quello che dicevamo nei cortei, ci andavo lo stesso, ma poi c'è stato un giorno in cui io mi sono allontanato e ho deciso che quello sarebbe stato il mio ultimo corteo, e fu il funerale di Francesco Lorusso a Bologna. E quello fu il mio distacco umano, emotivo da una scena che sentivo che stava diventando un prezzo che non volevo pagare tutti i giorni. Non volevo partecipare ad assemblee dove si dicevano delle cose che ormai non avevano senso, non volevo partecipare ad assemblee dove qualcuno metteva la pistola sul tavolo solo perché si era nella casa dello studente in una città che si chiamava Padova e pareva che bisognasse fare così. Dunque l'impossibilità di praticare la politica con le parole come qualcosa di concreto mi ha buttato tra le braccia del teatro, dove si potevano dire delle cose, ma per tanti anni, dopo un inizio di teatro politico, io ho smesso di dire delle cose e ho fatto teatro con il corpo, ho fatto il clown, ho fatto il terzo teatro, ho fatto delle cose, qualsiasi cosa, dove non bisognasse parlare. Ho quasi disimparato a parlare perché sentivo la pesantezza del linguaggio addosso. A un certo punto ho ricominciato a raccontare delle storie insieme, in complicità con Gabriele Vacis del Teatro Settimo di Torino, e creavamo delle storie per ragazzi. E mi capitò in mano il libro del Vajont. E lì era chiaro, c'era una coraggiosa giornalista dimenticata in quel momento, che nel momento di maggiore distanza di quelli che le stanno intorno da quella storia, sentendosi sola, incompresa, scrive un libro onesto e coraggioso che si chiama Sulla pelle viva. La giornalista si chiamava Tina Merlin. Quando io leggo Sulla pelle viva, lei è appena morta, ma non so nemmeno chi sia questa signora.
ho un impatto con il suo libro e provo a raccontarlo. Ma dentro di me sento ancora un'allergia per la definizione teatro politico e io non voglio applicare a quella storia quel teatro politico, quello pesante, quello con il dito puntato, quello che aveva una sorta di verità in tasca, perché la mia è un interrogarmi sulle cose che tra l'altro più grandi di me, io non avevo confidenza con quella materia. Come si fa a parlare di una cosa come quella storia che questa giornalista ti consegna, di cui qualche ricordo avevo da bambino, ma poca esperienza? E quindi ho cominciato a frequentare la biblioteca di Longarone, non c'era internet all'epoca, e dalla brava bibliotecaria di Longarone ad avere accesso a libri, pubblicazioni, agli atti del processo, a fare un lavoro da giornalista, da inviato speciale. E poi lo devi sintetizzare, lo facevo con i foglietti come quelli che sono sparsi sul tavolo, ma non sembrava parente del teatro questa cosa. Eppure quando finivo di raccontarla, le persone piangevano per qualcuno che non avevano mai conosciuto, e il motivo per cui piangevano è che davanti a loro si era compiuto l'arco di una tragedia. E la tragedia ha una forza immensa e noi italiani siamo abituati a pensare a noi stessi come quelli che hanno inventato la commedia all'italiana. E la commedia serve a passare a nuttata. La commedia ti aiuta ad arrivare il giorno dopo, ti ridà quella carica, la pila. La tragedia è un'altra cosa. E in quegli anni lì trionfavano i comici. Chi avrebbe pagato per andare a vedere una tragedia? Eppure, quindi nascendo fuori dal teatro, mi capitò di accorgermi di questo sentimento che avevano tutte le persone, tant'è che qualcuno tornava a rivederla e allora ti domandi, ma è masochista? Perché viene a vederla, ma non 2, 3, in luoghi diversi le stesse facce, come se si creasse una... E da lì, quando questa cosa mi è stata proposta per la televisione, io avevo già visto questo succedere. Quindi sapevo che gli italiani non somigliano a quello che i sondaggi raccontano e che c'era qualcosa, una leva forte che li poteva mettere insieme. E questa cosa qui era la tragedia. Cioè un popolo che si rappresenta con la commedia, in realtà poteva riconoscere in una tragedia un elemento di comunanza, di appartenenza. Ed è successo, ma io l'avevo già visto succedere. E io purtroppo dobbiamo chiudere, però auguro a tutti noi a questo punto di trovare il nostro libro, come lei ha trovato Sulla pelle viva, di trovare il nostro libro che ci possa cambiare la vita e che la possa cambiare anche agli altri. Marco Paolini, grazie. Premio speciale Fondazione di Sardegna. Se avete fretta, a me va bene anche la motivazione di Lella Costa. Che non era male, quindi insomma... Chiamo allora, la presidente della Fondazione Dessì, Deborah Aru, perché ne ha scritta un'altra e quindi gliela voglio leggere. Vabbè. Più corta, più lunga uguale. Vediamo la dote, la capacità di riassumere che ha la nostra. Scherzo. Marco Paolini è attore, autore e regista italiano, considerato uno dei massimi esponenti della prima generazione del teatro di narrazione in Italia. Nato a Belluno nel 1956, ha iniziato la sua carriera teatrale alla fine. Può cancellare prima. Ha iniziato la sua carriera teatrale alla fine degli anni 70 con esperienze che spaziano dal teatro di ricerca alla prosa tradizionale. Il suo lavoro di narratore raggiunge il grande pubblico italiano nel 1997 grazie alla trasmissione televisiva dedicata alla tragedia del Vajont.
trasmessa da Rai 2 in diretta dalla diga nel giorno dell'anniversario del disastro, per la quale riceverà l'Oscar della televisione come miglior programma dell'anno. In seguito autoproduce i suoi progetti teatrali, editoriali e cinematografici, artigiano e manutentore del mestiere di raccontare storie, capace di emozionare e sensibilizzare il pubblico con il lavoro teatrale sulla memoria. Marco Paolini ci ha indicato il valore della riscoperta e della difesa delle proprie radici. Nello stesso tempo ci ha trasmesso la necessità di coltivare costantemente la nostra immaginazione, che non può prescindere da pratiche scrupolose del tempo investito nello studio e nell'approfondimento. Il suo teatro civile e la sua azione artistica di denuncia, basati sul coraggio della presa di posizione e sull'importanza del pensiero critico, che dovrebbe essere sempre vivo nella comunità umana, hanno contribuito alla crescita della consapevolezza di quanto sia necessario difendere l'ambiente e tutelare i nostri territori come patrimoni unici e collettivi. Marco Paolini è uno degli interpreti più significativi della scena italiana contemporanea, una figura di riferimento per diverse generazioni di spettatori. Invito Micaela Morelli per la consegna del premio, vicepresidente della Fondazione di Sardegna. Marco Paolini, vincitore del premio speciale Fondazione di Sardegna. Per questo grande compleanno, i 40 anni del premio Dessì. Grazie, grazie davvero. È il momento di chiudere con il rock di Paganini. Ci sono ancora con noi i New Quartet. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo anno, non so se ci sarò io, però intanto vi saluto con un vostro detto sardo che mi piace tantissimo, ba in bonora ed esos passos tuo faghe lugo in su cammino. Buona serata!